Eccoci qua, nuova diretta, spero che mi sentite. Oggi parliamo di metamedicina, parliamo di come ogni sintomo è un messaggio. Cosa vuol dire ogni sintomo è un messaggio? E cosa vuol dire metamedicina? So che molti di voi, sanno, insomma della connessione mente-corpo, soprattutto se mi seguite da diverso tempo. Per quelle persone invece che non mi seguono e non sanno chi sono, vedete, beh, innanzitutto il nome qui in basso. Mi occupo di, terapia mente-corpo. Sono laureato in fisioterapia, poi negli anni mi sono, insomma, specializzato in dolori cronici. Il dolore cronico è un messaggio che se di per tanto tempo bisogna capirlo, altrimenti il messaggio diventa sempre più evoluto, sempre più intenso, fin quando poi il corpo, eventualmente, si ribella fino al punto in cui i dolori possono migrare, possono diventare molteplici, e la persona inizia veramente a degenerare. Ah, Siri Siri mi sta dicendo qualcosa, aspetta metto tutto in silenzioso. Quindi il sintomo mente-corpo. Ora, so che in Italia c'è questa grande apertura di mente, almeno nella parte pubblica. Nella parte medica ancora no, però ci stiamo arrivando e sono sicuro che tra, penso, 2, 3 anni, tutto quello che sto dicendo io sarà anche, validato scientificamente, non solo nella medicina quella alternativa, che non mi piace, diciamo chiamarla così, ma soprattutto nella medicina in generale, la medicina integrativa, integrata. Quando dico quindi che è un messaggio, possiamo fare una sorta di esempio, okay, dolore al collo. Ora, negli ultimi giorni, direi nelle ultime settimane, ho lavorato moltissimo nel creare una tabella interattiva per quelle persone che vogliono capire di più cosa vuol dire dolore al collo, piuttosto che dolore alla schiena. Nelle precedenti mie live, dirette o comunque video, ho sempre parlato insomma di dolore nociplastico o neuroplastico, insomma dolori creati da una mente che è in costante paura, in costante tensione. Ho parlato molto di dolore al collo perché ne ho sofferto io principalmente, personalmente. Ho fatto un po' di collegamenti, su tutte quelle persone che soffrivano di dolore al collo e quelle che magari soffrivano dolori alla schiena. Sono sempre paure, però ho notato che questi collegamenti sono ancora più minuziosi, no, quindi magari la persona che soffre di dolore al collo ha più stress lavorativo, legato a certe questioni, magari chi soffre dolore alla schiena in altre. Chi soffre di dolori pelvici in altre, o sintomi nella zona pelvica, urinaria o comunque nella zona genitale, soffre di altri sintomi, altre problematiche, conflitti diversi. Quindi la metamedicina cosa si intende? Di dare al dolore, al sintomo, un significato o spirituale oppure mentale, emotivo, conflitto interno. Vi dicevo che in questi ultimi giorni, ho speso veramente tanto, tanto tempo a creare questa mappa interattiva che è pubblica, posso darvela anche a voi, in base a adesso vi dico come ci arriverete, in base ai libri che ho letto negli ultimi anni. Soprattutto uno degli ultimi, quello delle 5 leggi biologiche del dottor Hammer, un tedesco, che infatti sosteneva questo legame preciso, tra problematica nella vita, nella parte diciamo lavorativa o sentimentale o personale e dolore fisico. Addirittura lui è arrivato a dare dei problemi anche a problematiche più gravi di quelle che io tratto. Quindi parliamo anche, che ne so, di tumori, di infezioni, di cose più grandi, okay, malattie del sistema immunitario. Io mi occupo solo di dolori persistenti muscoloscheletrici principalmente. Facciamo un esempio, no, tempo fa
Qualche tempo fa mi è stato detto da un cliente che soffriva di dolori alla testa, emicrania, che nel programma che stava facendo con me i dolori sono diminuiti notevolmente nella zona della testa e ultimamente però sono aumentati altri sintomi. Sintomi, in questo caso di offuscamento della vista, abbaiamento della vista, solo di uno dei 2 occhi. Ha fatto tutte le necessarie, valutazioni, e si è visto insomma che non c'era nulla, no, a livello insomma l'oculista ha detto: "Non c'è nulla, non noto nessun problema". Allora mi ha chiesto a me: "Adesso secondo te c'è una componente neuroplastica in questo dolore? Può essere trattato quindi allo stesso modo del mal di testa, del mal di schiena, del mal di collo, quando non si vede veramente una vera, diagnosi, un vero problema fisico?" Ehm, In quel momento ho detto: "Beh, innanzitutto bisogna capire se c'è qualcosa a livello fisico, quindi fatti fare un'analisi, delle una diciamo un chiedi un parere medico principalmente, primo. Quando ho visto che questo, insomma, era stato già fatto, allora sono andato a indagare anch'io sul collegamento della vista offuscata. E nella vista offuscata, nel suo caso, il la mappa interattiva, anche ve lo dirà, in base quindi agli studi di Hammer e di tanti altri, di medicina, dottori, insomma terapisti, si è visto che c'è una paura del futuro, una paura, di guardare avanti. Ovviamente potremmo anche andare in modo più puntiglioso del: perché l'occhio sinistro e non il destro, e perché il destro e non il sinistro? Ora, non vado così in modo granulare, perché a volte non lo so neanch'io sinceramente, vi sto semplicemente portando la mia esperienza e quello che sto imparando negli ultimi mesi e anni. Questa difficoltà nel vedere avanti, nel vedere il futuro, aver paura quindi del futuro, perché è sempre una questione di paura, okay, ogni singola ogni singola problematica cronica è comunque un conflitto. Per quanto mi riguarda, per la mia esperienza. Poi ditemi voi, in base alla mappa che andrete a vedere interattiva, se evidentemente vi trovate in questo. Facciamo comunque ancora questo esempio della vista offuscata. In questo caso, per quanto mi riguarda, sul cliente aveva azzeccato perfettamente il collegamento, questa mappa interattiva. Ora la mappa interattiva è un'unione di tante intelligenze, questa del dottor Hammer, in base a quel libro che ho letto, e anche quella di Gabriel Rutten, che è un medico olandese che ha studiato con Cary Gregg, che è quello che ha inventato insomma il tapping EFT o l'optimal EFT. L'ultima scienza moderna è quella di Alan Gordon, Howard Schubiner, Lisa Feldman Barrett, che ha studiato molto le emozioni, e beh, c'è anche John Sarno in tutto ciò. Ora, tutta la nuova neuroscienza, se la mettiamo insieme con vari strumenti e anche quella, che arriva da più lontano, quindi questa del dottor Hahn degli anni '70, forse anche prima degli anni '70, vediamo che ci azzeccano perfettamente. Esempio, andiamo a fare su un altro esempio. Dolore alla bassa schiena, lombare, no, qui la schiena è dove finisce il peso di tutto. Tutto quello che senti di dover sostenere. Ora vi sto leggendo, ehm, la descrizione del lombare bassa schiena, sulla mappa interattiva. Tra l'altro, se volete vederla, se andate su venezianotherapy.com, nel menu del sito, trovate, una dicitura che si chiama mappa sintomi. Ora io poi ve la metterò anche qui in descrizione per quelle persone che lo stanno vedendo in registrata questo video, ed è super interessante, veramente super interessante. Molte di queste le ho scoperte dopo, molte le ho scoperte durante la mia esperienza clinica, ehm, ma sono veramente vi danno una grande
vi danno un grande aiuto sul capire, dal punto di vista quindi mente e corpo, la vostra problematica. Vado avanti sulla parte di bassa schiena. Quindi ci sono delle domande che ci dobbiamo fare. Se sappiamo che la bassa schiena è correlata ad un peso che dobbiamo tenere e il fatto che dobbiamo sostenere qualcosa, gli altri, la famiglia, te stesso, okay, quindi qua parliamo della base su cui appoggia su cui ti appoggi, okay. Se è incerta o troppo carica, in questo caso non è solo un problema dell'ernia o piuttosto che della parte discale, okay, perché qui ovviamente, sto in un altro ramo, sto parlando di un altro ramo, il ramo diciamo mente corpo, che non ci azzecca tantissimo col ramo puramente strumentale, puramente fisico, solo fisico. Certo che dobbiamo tenere in conto che c'è una problematica magari fisica, ma nella maggior parte delle volte, questo l'ho detto più e più volte, anche in base alle statistiche che abbiamo, i dolori cronici hanno una sorta di mente e c'è sempre un motivo e non è solo fisico, okay? Quindi in questo caso le 3 domande che ci possiamo fare, in base a quello che sto leggendo anche dalla mappa interattiva, la prima domanda è: cosa o chi sto sostenendo da troppo tempo, da solo senza chiedere aiuto? Seconda domanda: quale base della mia vita, lavoro, casa, relazioni, soldi, sento incerta in questo momento? Domanda 3: cosa o chi sento che mi pesa sulla schiena, anche solo a pensarci? Ora, queste sono domande che ti puoi fare e nel momento in cui la consapevolezza si va ad adagiare, quindi sulla schiena, sulla parte fisica, ma non solo, ma anche sulla parte emotiva che è ancora più importante, riusciamo a vedere quel dolore. Riusciamo quindi a farlo parlare, ad essere visto e quando riusciamo a fare parlare, a vedere il dolore dalla nostra prospettiva, è come se potessimo vedere l'ego e quell'ego, in questo caso, è travestito da sintomo. Il sintomo quindi è praticamente quello che l'ego ti vuole dire. Lo so che sto andando un po' troppo forse in modo astratto, sto parlando in modo astratto. Però rimaniamo terra terra, okay, dolori quindi alla schiena. Se ci facciamo queste 3 domande, riusciamo a capire cos'è che stiamo di cosa stiamo avendo paura. E se notiamo che c'è una paura profonda in tutto ciò, allora non stiamo continuamente a far fisioterapia quella classica o farci fare massaggi, perché non è una problematica di debolezza questa che stiamo sentendo nella schiena. Cioè non è il fatto che la schiena è debole e quindi fa male. Questo è un esempio. Possiamo andare su un altro esempio. Ehm per esempio spalle, trapezi. Forse lì siamo ancora molto simili. Ma vediamo nella parte dello stomaco, okay. Vi leggo cosa c'è scritto nella mappa interattiva dello stomaco e addome. Dolori quindi di stomaco. Qua non stiamo parlando quindi di struttura muscolare, ma stiamo parlando di una parte che è molto diversa di consistenza rispetto a una spalla, rispetto a una schiena, che lì molte volte l'ortopedico, il fisiatra vi manderà a fare una risonanza magnetica dando una scusa su ernia, protusioni, bla, 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 bla. Le sappiamo queste cose. Ma sul dolore allo stomaco, magari qui la domanda è un po' diversa che ci potremmo fare. Quindi lo stomaco reagisce a quello che fai fatica a digerire, quindi situazioni, persone, ingiustizie, parole. È la prima parte del corpo che si chiude quando vivi qualcosa che non riesci ad accettare e che, allo stesso tempo, non puoi cambiare. Qualcosa che non riesci a digerire. 3 domande. Prima domanda:
cosa in queste settimane o mesi, direi anche anni a volte, non riesco proprio a mandare giù. C'è qualcosa che non riesco a digerire, ma in modo figurato ovviamente, non il cibo, perché ovviamente dare la colpa al cibo è la prima cosa che possiamo dare. Domanda 2: chi mi fa ribollire da troppo tempo senza che io lo stia mai dicendo apertamente? Qualcosa che tu, ti tieni dentro lo stomaco, che può essere anche il fatto di, per esempio, accudire un'altra persona, okay, per esempio, e magari una persona familiare, ma e tu questa cosa non la puoi digerire per tanto tempo. Ovviamente ti senti in colpa, inizia il conflitto sul conflitto, okay, paura su paura, perché dici: "Già ho questo conflitto mio e in più se devo mettere da parte il fatto che questa cosa che sento non è neanche giusta dirla, beh, allora lì c'è un conflitto sul conflitto." Domanda 3: quale verità sto ingoiando? Verso me stesso o verso qualcun altro, senza riuscire a tirarla fuori? Ovviamente queste domande potrebbero essere simili per tutte le parti del corpo, perché tu dirai: "Okay, ma io ho male al collo, allora queste 3 domande potrebbero essere inerenti anche al collo." Sì e no, perché i conflitti, per quello che anch'io sono riuscito a capire negli ultimi anni, ehm, sono indizi, cioè il dolore è un indizio vuole farti capire qualcosa e in questo caso stiamo parlando di digestione, okay, digestione, quindi cos'è che non riesco a digerire. E l'indizio è più chiaro rispetto a qualcosa che devo tenermi sulle spalle, che magari lì è dolore cervicale o schiena. Facciamo un altro esempio. Intanto, visto che c'è la chat aperta per tutti, potete anche dirmi il vostro, così che magari io posso in base alla mappa interattiva dirvi le 3 domande. Intanto guardo un attimo quello che mi scrivete. Maria: "Buon pomeriggio, io ho dolore alla natica destra che gira fino al fianco. Sono convinta che si tratta del fatto che vorrei cambiare lavoro." Natica, okay, zona parte quindi sotto, lombare, che gira fino al fianco, quindi potremmo anche dire che potrebbe arrivare anche una sciatica eventualmente, la cosiddetta sciatica. Quindi in quel senso stiamo parlando di parte lombare, quello che ho detto prima. Se andiamo nella parte ancora più giù, facciamo un esempio, quindi nella zona che può andare verso sotto il ginocchio, anzi parliamo delle ginocchia. Cosa c'è scritto nelle ginocchia? Le ginocchia sostengono, quindi il nostro andare avanti nella vita. Quindi quando fanno male, soprattutto se non c'è stato un trauma chiaro, cosa vuol dire impatto o un incidente, queste ginocchia ti stanno dicendo che c'è qualcosa nel tuo percorso che ti chiede di fermarti, di cambiare direzione o di piegarti davanti a qualcosa a cui stai resistendo. Ovviamente se lo vediamo in questo modo, anch'esso può essere visto come un dolore lombare, ma è diverso, è leggermente diverso. Comunque è sempre muscolo-scheletrico questo. Nei dolori muscolo-scheletrici, quindi che sono inerenti a muscolo, scheletro o tendine, c'è sempre una sorta di conflitto interiore di devalutazione. Cioè qualcosa che noi diciamo: "Io non sono bravo, io non sono in grado." Cioè questo è sempre di sottofondo in tutti, soprattutto nella cosiddetta fibromialgia, dolori diffusi in tutto il corpo, in cui negli ultimi anni le diagnosi sono veramente andate veramente molto alte. Quando si dice che non si sa cos'ha la persona e ha dolori diffusi, ovviamente ci dovrebbe essere anche una chiara diagnosi, però nella maggior parte delle volte, negli ultimi 10 anni direi, la persona ha questa diagnosi di fibromialgia, che poi alla fine non vuol dire assolutamente niente, se non dolori diffusi. Nel mio canale infatti ne ho parlato molto con Vittoria Diamanti che è diciamo una delle coach qui in Italia,
insomma di cui, mi fido, e ho fatto una intervista con lei, ne abbiamo parlato molto sulla fibromialgia, Elena Tione, un'altra coach, qualcuna c'è, okay, che ha questo mio stesso approccio. Non tendo normalmente a seguire persone con fibromialgia per una questione di tempo. Nel passato l'ho fatto, però preferisco avere, problematiche limitate, più gestibili secondo me. Ma non è perché la fibromialgia non è curabile, non lo io sono al 100% fiducioso e ci credo perché l'ho visto con i miei occhi, insomma anche con le persone che sono entrate nel programma, che è curabile, è curabile. Ma cos'è che non è curabile? Quello che ci dicono che non è curabile. E quando ci dicono che non è curabile, lì dobbiamo iniziare a, dire: "Ma questa cosa è una loro credenza, è una vostra credenza, oppure cioè, io non penso che ci sia nulla di non curabile". E la fibromialgia è sicuramente curabile. È sicuramente un po' più difficile perché richiede un grande cambiamento di identità della persona, rispetto magari semplicemente a un dolore al collo. Questa è la mia opinione. Quindi tendo, per una questione di tempo, a selezionare le persone e dire: "Okay, dolore al collo, sì, no. Dolore alla schiena, sì, no". Normalmente il dolore diffuso così in vasta gamma, tendo a non prendere casi di questo tipo. Volevo dirvi un altro, vediamo se c'è qualcuno che intanto mi ha scritto. Mi fanno male anche quelle, Maria, sì. Vediamo un altro caso, okay. Ma vi potrei dire 100.000 casi, però, vediamo quello degli acufeni, ronzio, orecchie quindi. Molto, molto interessante questo, perché non è un sintomo doloroso, l'acufene, giusto? I ronzii, quindi gli acufeni, ti dicono spesso che c'è qualcosa che non vuoi più sentire. Una voce, una frase ripetuta, un rumore della tua vita, rumore intendo figurato ovviamente, fuori o dentro di te, che non riesci più a spegnere, che non riesci più a sopportare qualcosa che continua che continuava quando questo si è instaurato, che non volevi sentire. Qualche magari può essere anche solo a lavoro, il fatto che c'è un boss, un capo di cui tu non vai d'accordo, che continua a darti degli ordini, continua a darti una marea di cose da fare. Solitamente l'acufene arriva insieme ad altre cose, tra l'altro anche il dolore al collo. Quindi a volte il ronzio è il modo in cui il cervello copre un altro suono o un altro pensiero che non vuoi più ascoltare. Le 3 domande quindi in questo caso possono essere queste: quale voce, frase o rumore della mia vita non sopporto più sentire? Domanda 2: a chi ho smesso di voler dare ascolto, anche se mi sento ancora obbligato a farlo? Tra l'altro una persona dentro il gruppo Neurobalance che seguo ha soffre di questo ronzio, ed è appunto in una situazione di stress lavorativo, dove c'è qualcuno che gli deve dire qualcosa da fare, le 2 persone non vanno così d'accordo, sia per una questione di ranking, proprio di, meritocrazia, perché uno magari è il boss, è il capo e l'altro è il dipendente, che non può dire semplicemente: "No, non faccio, non lo faccio a modo tuo", invece deve dire sì. E quindi ci potrebbe essere questo, legame, questo sintomo di acufene. C'è qualcosa che il mio cervello sta cercando di coprire con il rumore, per non doverlo riconoscere. Quindi queste sono delle domande che ti puoi fare. Ovviamente la sola consapevolezza può darti una mano ad abbassare il sintomo, ma noi non vogliamo questo. Noi vogliamo trovare la radice, il conflitto interiore, esprimerlo, che può essere solo con la consapevolezza, accettare quindi il sintomo, e a quel punto quando abbiamo accettato il sintomo,
non lo vediamo più come qualcosa che dobbiamo debellare e abbattere, perché quando succede questo non facciamo altro che aumentare il sintomo, perché ne abbiamo paura. Quando abbiamo paura di un sintomo ci facciamo sempre più caso, subito quando ti alzi la mattina e quando vai a dormire, ed è come se ti stesse un po' controllando il sintomo. Ma non è così, perché siamo noi a dare la potenza del controllo al sintomo. Ovviamente in tutto ciò io non voglio dire che ogni persona che soffre di acufene ha questo problema, però ogni problema, ogni conflitto, o meglio ogni sintomo, ha una componente quasi sempre emotiva, okay, e non vuol dire che ce lo stiamo inventando. Lo sentiamo, fisicamente è dentro il corpo il dolore, non è qualcosa che così ce lo inventiamo la mattina, c'è un collegamento neuronale, okay, neurofisiologico, e una volta che il conflitto va giù, non ha più ragione di esistere. Se invece è ancora lì, probabilmente il conflitto è ancora potente, è ancora attivo. Vado a leggere qualche commento. Dolore cronico da 20 anni, mal di testa, muscolo tensivo, malocclusione dopo intervento maxillofacciale è andato male. Ansia, stress, paure, eccetera. Potremmo con la tua pratica calmare questa iperattività del sistema nervoso? Grazie Ema, Egidi. Allora, innanzitutto grazie insomma della domanda e dell'apertura. 20 anni non sono 2 mesi, okay, dobbiamo iniziare dal basso, okay. Innanzitutto 20 anni, se un dolore è strutturale e dura 20 anni, è molto, molto difficile che dura 20 anni. Nei 20 anni solitamente c'è una sorta di memoria che si va a attivare del problema, del sintomo, che se ne abbiamo paura, questa attivazione diventa sempre più forte. Ora, ci sono diversi sintomi qua: mal di testa, muscolo tensivo, da malocclusione dopo intervento. Probabilmente c'è anche cervicalgia, non lo so, probabilmente c'è ansia, ecco, sicuramente c'è ansia perché l'hai scritto, paure, stress. Okay, quindi la tua pratica, quando diciamo pratica, la mia pratica è un approccio olistico mente-corpo, quindi non è solo una tecnica. 20 anni sono 20 anni fatti di traumi emotivi, anche fisici in questo caso, che potrebbero essere dati appunto da un intervento, in questo caso. L'intervento, anche se è andato a buon fine, può aver creato un trauma. In questo caso un trauma anche emotivo, non solo fisico. Ora, chi vi dice che ha creato il trauma fisico, nessun chirurgo vi dirà: "Ah sì, sì, il problema è stato mio", okay, ma dopo 20 anni solitamente un problema fisico, se è fisico, a meno che non è un tumore o qualcosa di più grave, si va a risolvere. In tutto ciò quindi c'è 1 movimento che probabilmente non è stato fatto, perché causava paura che andavo ad aggravare qualcosa. Ci sono delle paure fondamentali che non sono state, gestite o non sono state espresse, molto probabilmente, di, mancata valutazione di se stessi, quindi mancata autostima, non sono in grado, nessuno mi capisce. Ci potrebbe essere del vittimismo in tutto ciò, okay, non sto dicendo che questo è il tuo caso, Ema, ma dobbiamo partire da quello. Dobbiamo partire soprattutto dal fatto che, la tua problematica può essere al 100% neuroplastica, con una grande componente emotiva. Questo come facciamo a capirlo? Facciamo un test, uno dei principali step è il test. Vediamo se poi lo metterò anche in descrizione di questo video, che tra l'altro lo vedete sempre nel sito web venezianotherapy.com con la TH. In base al test vedete la percentuale. Su 0 su 10 qual è la percentuale no scusate, non era 0 su 10, 0 su 19 perché sono 19 i punti.
In base ai punti vediamo che sono sopra i 15, okay, molto probabilmente è neuroplastico. Se è questo il mio caso, allora andiamo a vedere se il Neurobalance, il mio approccio, fa per voi. Se siamo sopra il 15, se non sbaglio, molto probabilmente fa per voi. Ma i dolori sono molto diversi l'uno dall'altro, okay, possono essere sintomi, al collo, insieme a sintomi alla pancia, quindi indigestione. Possono essere diversi anche tutti insieme. Se c'è tanta ansia, c'è tanto stress, c'è tanta paura, beh, la problematica, la possibilità che il dolore, che il sintomo, per esempio, di malocclusione o mal di testa, sia di origine neuroplastica è molto alta, molto, molto alta. Ansia, pensieri ossessivi, riposo malissimo, sempre in allerta. Ovviamente anche questo, se riposiamo male, il sonno rigeneratore non c'è e quindi il sistema nervoso e immunitario sono veramente lavorano ai minimi livelli o ai massimi livelli, dipende dai punti di vista. Quindi Emma, ti consiglio di andare sul mio sito web venezianotherapy.com, fare il test e vedere da lì, dove ti trovi. E se ti trovi sopra il 15 ti spiega poi cosa tutte le ti arriveranno delle email per capire come procedere. Antonietta, tra i tanti problemi, ieri ho fatto un'ecografia al torace perché mi è venuto un dolore forte, praticamente sindrome di Tietze. Non conosco sinceramente la sindrome di Tietze. Posso dire che dolori forti al cuore verso la zona del petto fanno molto, molto paura nel torace, ed è giusto fare sicuramente ogni ecografia, ogni valutazione medica, cardiologica. Nella maggior parte delle volte non si trova nulla, nella maggior parte delle volte, quindi sto parlando di statistica. Palpitazioni, dolori anche al collo o al petto o alle spalle possono essere di origine neuroplastica o comunque psicosomatica. Vediamo se trovo nella mappa, cosa ci dice, riguardo al dolore al petto. Vediamo se lo troviamo. Collo, no, vediamo se non penso ci sia questo al dolore ah sì c'è, petto e alta schiena. O dorsale. Ovviamente è diverso perché mi hai detto che era al petto e al petto non c'è schiena alta e dorsale. Però vediamolo magari qua. Tra le scapole, in questo caso. Tra le scapole si accumula molto spesso quello che non riesci a dire o a fare. Quindi emozioni, parole, gesti rimasti dentro. La parte del corpo che dà le spalle al mondo. E quando fa male ti sta dicendo che c'è qualcosa che non hai potuto dire o fare verso qualcuno. Quindi ci sono 3 domande che uno si può fare: cosa non sto dicendo a qualcuno della mia vita, anche se vorrei dirlo? Quale gesto vorrei fare e mi trattengo per paura della reazione altrui? A chi vorrei poter mostrare il mio lato fragile se non riesco? In questo caso, ovviamente, il fatto che è nella schiena è anche qualcosa che probabilmente non riusciamo a lasciare andare e che ci perseguita, cioè dietro di noi costantemente, costantemente. Ovviamente quelli più classici e più facili da intuire sono quelli nella zona genitale, che possono essere problematiche di pelle o problematiche di bruciore, dolori pelvici, che sono comunque dati da una sfera, se vogliamo della sfera sessuale, della sfera, anche di gestazionale, quindi problematiche quindi ad avere un figlio, problematiche a rapportarci con l'altro sesso e quant'altro. Ovviamente queste sono le più facili secondo me da intuire. Queste dobbiamo comunque prenderle con le pinze, okay, nonostante io mi occupo di problematiche di questo tipo, non vado poi così tanto dentro
l'analisi di queste domande, okay? Se, ti suona il campanellino che, risuona con te, meglio, se no solitamente i problemi muscoloscheletrici sono sempre dati da, una problematica di mancata autostima, cioè senso di dover fare, perfezionismo, senso di controllo, sono sempre quelle le cose. Ora, le pratiche in neurobalance, ci sono delle tecniche che se imparate, possono veramente cambiarci la vita, okay, per il futuro, non solo per questi sintomi, okay, perché vi dico, ho sempre sofferto di sintomi, di variegati l'uno con l'altro, ma non mi sono mai, preoccupato del: "Ah okay, questo vuol dire che magari c'è un conflitto interiore di questo tipo? Magari soffro dolori al collo, okay, riesco a vederlo." Una volta che tu lo sai, anche solo la consapevolezza fa molto, fa già il 70% direi. Andiamo su prego Ema. Antonietta, mi hanno detto che un'infiammazione benigna riguarda la cartilagine costal sinistra. Okay, anche qui riguardo le cartilagini, okay. Allora, cartilagini, soprattutto quelli i muscoloscheletrici, vi diranno sempre, ogni tipologia di fisiatra o ortopedico vi dirà sempre, quasi sempre, che c'è una problematica di cartilagine, okay? Io ricordo che avevo fatto fare un tapping EFT a mio padre tempo fa sul ginocchio sinistro, se non ricordo male, soffriva di dolori, in quella zona là, al ginocchio, abbiamo fatto un tapping, una sessione di tapping e il dolore è andato giù del 50-60% in una sessione. In una sessione. Ora, secondo voi la cartilagine, perché è quello che gli avevano detto, in quel c mio padre comunque boh, sarà stato 5 anni fa, 4 anni fa, non ricordo, comunque sopra i 70 anni, cosa vi possono dire, okay, su un ginocchio sopra i 70 anni? Cosa vi possono dire su una schiena sopra i 30 anni? Che c'è un'ernia, che ci sono delle degenerazioni, ma questo è sempre così, è statisticamente così. Ciò non vuol dire che quindi le cartilagini devono creare una problematica di dolore, perché ci possono essere anche cartilagini che eventualmente sono degenerate, è una questione naturale, non siamo bambini, quindi cresciamo, ci evolviamo, le cartilagini si consumano, ciò non vuol dire che tutte creano dolore, a meno che non c'è un sistema nervoso che è nato in ipersensibilità, da grandissimo controllo, grandissime paure, grandissimi conflitti interiori, dove il corpo non è stato preso non ci siamo sta non ci siamo presi cura del nostro corpo, come si deve, e quindi della nostra salute anche mentale, che ovviamente poi si creano una problematica dopo l'altra di questo tipo. Infiammazione, e fin quando non capiamo che siamo veramente noi i nostri dottori, i primi dottori siamo noi, non sono né io, né il terapista che vi fa il massaggio il venerdì pomeriggio dopo una settimana di stress, non è il farmacista che vi dà, gli ibuprofene e il paracetamolo. Questi sono sì dottori, ma non sono i vostri dottori. Il primo dottore siete voi. Okay, quindi non possiamo metterci in una situazione di vittimismo in tutto ciò. Ehm, quando ti dicono: "È tutta una questione di cartilagine" o, "E il problema è l'ernia", okay, questa è una loro opinione basata eventualmente anche da misinformazione, malinformazione. Quello è solo uno dei pareri. Guardiamo nel 2026 3, 4, 5 pareri. Lo so che è un lavorone, okay, però prima di buttare la spugna e dire: "È tutta una questione di cartilagine", e quindi rimanere dove siamo. Prima di rimanere dove siamo,
andiamo a vedere la parte diciamo più emotiva, questa di metamedicina. E se notiamo che ci sono delle cose in comune con conflitti interiori, senso di colpa, ed è sempre così, ovviamente, okay, e possiamo andare a lavorare su quelle cose e riusciamo quindi a stare meglio, perché no? Perché quindi darla vinta al fatto: "Ah, è tutta una questione di cartilagine, mi serve quindi una protesi al ginocchio." Perché sappiamo che quelle persone che hanno un certo carattere, una certa predisposizione quindi anche ad avere un sistema nervoso in allerta, anche un eventuale intervento, qualora ci fosse un problema fisico reale nel ginocchio, avrebbe delle chance di andar male più alte rispetto a una persona più calma, più in pace. Quando dico calma vuol dire in pace, perché anch'io sono calmo, però non vuol dire che io sono in pace. E rispetto a una persona invece che ha un sistema nervoso ipersensibile. Ora, quel test che farete su venezianotherapy.com vi dà una sorta di guida e di indizio di dire: "Okay, sono nella fascia alta di questa ipersensibilità, quindi prendo in considerazione che il mio problema, qualsiasi esso sia, può avere una componente neuroplastica e se ce l'ha, vado a lavorare sulla parte emotiva, sulla parte fisica in quel modo. Meditazione sì, respirazione sì, ma tanta educazione e tanta voglia di cambiare soprattutto. Tanta consapevolezza. Okay. Non pensiamo di fare 10 meditazioni una dopo l'altra, perché adesso io vi ho detto che è neuroplastico e quindi se ne faccio una dopo l'altra, allora il problema scompare e io sono okay. Perché l'identità per cambiare ha bisogno di ripetizione e di tanta consapevolezza, tantissima. Okay, okay. Nei dolori H24 ovviamente può esserci qualcosa di fisico. Ecco per cui, se siete arrivati qua, molto probabilmente perché siete responsabili, avete già escluso una problematica strutturale. Se non è chiaro che ci sia una problematica strutturale, andare a fare un programma, un approccio di questo tipo, può solo che giovarne. Okay, siamo in chiusura perché tra pochissimo devo uscire, anzi non devo uscire, sto sempre qua in questo studio, però ho una consultazione. Tra pochissimi giorni sarò a Torino, per il Salone del Libro, quindi per quelle persone che sono amanti dei libri e vogliono farsi un giro al Nord Italia, magari ci possiamo incontrare lì. Io sarò all'interno, in uno stand, per divulgare il mio approccio con il mio libro "Il potere della consapevolezza", magari qualcuno di voi sarà da quelle parti e se ha piacere incontratemi. Sarò lì tutto il weekend, quindi il Salone del Libro dura 5 giorni, è la mia prima volta, quindi sono veramente, elettrizzato da questa opportunità. Vediamo un attimo come andrà. So che ci saranno degli altri grandi nomi, per esempio Chantal Dejane, Fatzin, persone insomma che stimo, che ho sempre solo visto in televisione o su YouTube, e non vedo l'ora insomma di poterle incontrare e fare 2 chiacchiere. E sarà anche un'opportunità insomma per parlare dell'approccio, okay, quindi non solo del mio libro, ma il libro l'ho scritto qualche anno fa e l'approccio sicuramente si è evoluto in questi ultimi anni. Son sempre, in evoluzione come tutti voi. La parte di neuroscienza si è evoluta in spiritualità, siamo nel mezzo e penso che in Italia ce n'è grande, grande bisogno. C'è grande, grande bisogno di casi studio, che spero di portarvi a breve. Ci son delle persone comunque che stanno migliorando durante il percorso, che sono già migliorate, qualcuna che non è migliorata, okay, ci sono anche quelle. Voglio essere onesto, non sono Dio sceso in terra in questo momento che
può risolvere ogni singolo problema, ecco perché c'è una sorta di selezione. Cerco di farla al mio massimo questa selezione, per capire se la persona veramente è in questo stadio di dolori neuroplastici, e dal test lo vedete, e se lo è, se trovo della risonanza, tra me e te, in questo caso che fai la consultazione, allora decidiamo se partire o no. È un percorso comunque medio-lungo, non è un qualcosa di che si risolve in un mese. Se siamo molte persone soffrono di dolori da anni prima di arrivare a me, e quindi il percorso è lungo anche per questo. Perché cambiare identità, capire che il proprio dolore non è una questione fisica, ma è una questione più, emotiva, spirituale se vogliamo, dove il corpo è il recipiente di questi dolori e fa male ed è vero, ma noto sempre di più casi in cui, quando la persona insomma entra nel percorso, si vuole più bene, ha un po' più di autostima, ha lasciato andare delle cose del passato, ha metabolizzato delle paure, soprattutto la paura quella del: "Non migliorerò mai più, questo dolore me lo terrò per tutta la vita". Ehm, insomma sono persone che poi ne escono completamente diverse rispetto a 4, 5, 6 mesi prima che erano entrate. Okay, io sono sicuramente una di quelle. Io sono una persona completamente diversa rispetto a, 3 anni fa, 4 anni fa, quando o forse anche di più, son passati più di 4 anni, quando poi ho risolto il mio problema cervicale. E quando ritorna non mi spavento più, okay, potrebbe rimaner lì per qualche giorno, qualche ora, ma non mi spavento più. E non sono quella persona che sta in silenzio a meditare per 10 ore, okay, nonostante io faccia le meditazioni per voi, non pensate che io medito per 10 ore. Se ci medito per 10 minuti, 15 minuti, faccio sport, mi muovo, cerco di portare consapevolezza sulla paura, sul conflitto di quel momento, ed è normale avere paura e conflitti, non è normale rimuginare sui conflitti e sulle paure per molto tempo, ehm, e va ben così, siamo esseri umani, okay, molte volte, queste problematiche si risolvono, veramente agendo, su quello che ci fa paura. Se ci fa paura una cosa, molto probabilmente la stiamo evitando, e questo evitamento non fa altro che portare il sistema nervoso ancora più su, ancora più in allerta. Grazie per essere stati qua. Vi metterò qui in descrizione, sia la mappa dei sintomi che potete vedere gratuitamente, potete vederla senza metterci neanche la email. Molte volte trovate degli strumenti dove devi mettere sempre una mail. No, andate nel mio sito, andate sul menu mappa dei sintomi e vedete tutto là. È sempre in costante aggiornamento, questa è la prima versione, ci saranno delle seconde e terze versioni e cercherò di rifinirla sempre di più, però pensavo che potesse darvi un sacco di aiuto, insomma, per quelle persone che stanno seguendo il mio approccio, le mie meditazioni e non hanno magari come dire, non hanno delle risorse finanziarie per entrare dentro il percorso Neurobalance. Cerco quindi di aiutare, la maggior parte delle persone, anche quelle che non possono magari, spendere fisicamente per entrare dentro. Questa questione finanziaria è una questione anche, cioè il fatto che si entra, dentro un percorso che non è, un percorso, che costa poco, okay, voglio essere sincero, ma riesco, per quelle poche persone che entrano, a seguirle nel miglior modo possibile. In Italia siamo tantissimi, ci sono 1 o 2 persone su 5 che soffrono di dolori persistenti, se tutti dovessero entrare in Neurobalance non potrei, seguirle, e quindi questo è il modo per cui io cerco di fare sia la parte gratuita su YouTube, ovviamente la differenza la fa, che non vi sto seguendo uno a uno, ma per quelle persone invece che vogliono entrare, si fidano e hanno capito come lavoro e mi conoscono da mesi se non anni, potete
fare una consultazione con me, e vedere insomma insieme se siete la persona giusta per entrare, io per voi che sia voi per me che io per voi. Okay? E lì trovate tutto in descrizione. Per adesso è tutto, spero di vedervi al Salone del Libro. A presto. Ciao, ciao.